L'acronimo è PIMOT e sta per Piattaforma Intelligente di Monitoraggio del Territorio. A presentarne il progetto al governo, ancora a fine 2020, l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ne è anche l'ideatore. L'obiettivo è quello di mettere insieme tutte le reti di monitoraggio che già esistono, penso per esempio alla portata dei fiumi, piuttosto che la qualità dell'aria, piuttosto che pochi sanno che noi abbiamo il monitoraggio di tutto il territorio del Veneto da satellite per verificare gli spostamenti appunto dei suoli e implementarlo con altri strumenti che poi a loro volta vengono integrati con applicativi. Tutto questo messo insieme e fatto parlare, avvalendosi anche di intelligenza artificiale e modalità di autoapprendimento, sarebbe uno strumento assolutamente potentissimo, in grado di controllare tutto. E in questo modo consentire a chi amministra il territorio di prendere delle decisioni non solo per stabilire che priorità dare alle opere da realizzare, ma anche per intervenire in caso di condizioni che possano presupporre un rischio. Non è detto, aggiunge Bottacin, che nel caso della Marmolada sarebbe stato efficace, un distacco improvviso come quello di domenica non è prevedibile, ma è possibile riconoscere le condizioni complessive in cui determinati fenomeni si verificano. Il Veneto ha già diversi strumenti operativi. Stiamo utilizzando gli strumenti simili a quelli che l'Università di Firenze sta montando proprio sulla Marmolada per monitorare la parte del ghiacciaio che non si è ancora distaccata e verificare appunto se è possibile intervenire via terra con i soccorsi. Ecco, lo utilizziamo per esempio sulla frana di Perarolo di Cadore, in modo da tener conto sia dei movimenti lenti che dei movimenti più rapidi. La proposta avanzata dall'assessore Veneto al governo è quella di finanziare la concretizzazione di questo progetto, che ha già incassato il sostegno del capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio e del mondo accademico con i fondi del PNRR. Abbiamo fatto questa proposta al governo, e cioè di finanziarlo, di verificarlo come progetto pilota in Veneto e poi, se viene rilevata la sua efficacia, di eventualmente estenderlo a tutto il territorio nazionale. Abbiamo fatto una pianificazione pluriennale perché ci sono dei costi iniziali che possono essere più alti e poi dei costi di gestione, ed è un progetto che vale alcune decine di milioni di euro sul medio-lungo termine.